Eder, Mech, Pallister. Ricostruiamo insieme il tragitto che Liliana avrebbe seguito la mattina del 14 dicembre, prendendo in considerazione la distanza e gli orari una volta uscita di casa per arrivare a Piazzale Gioberti. Partiamo da due dati certi. Lilli chiama Claudio alle 8:22, al quale riferisce che si deve preparare e poi esce. Il secondo dato certo è che il suo contapassi, 16 minuti dopo la chiamata, registra l'ultimo movimento e sono le 8:38. Quindi, se immaginiamo che Lilli metta l'iPhone sul tavolino alle 8:38, si mette il cappotto, prende i sacchi dell'immondizia e debba aprire e chiudere sia la porta di casa che il portone del palazzo, possiamo presumere che per completare queste azioni impieghi almeno 2 minuti. Pertanto supponiamo che, se ha fatto tutto molto velocemente, esca di casa non prima delle 8:40. A questo punto formulo due ipotesi. Ipotesi A: l'orario della prima telecamera della scuola di polizia è esatto come indicato sul video e sono le 8:41 e 26 secondi. Per verificare questi orari mi sono recata sul posto e ho cronometrato la durata di tutto il percorso. Ho camminato dal portone, quello sotto, di via Verrocchio 2, a Piazzale Gioberti sulle strisce pedonali, mantenendo un'andatura costante, né troppo veloce né troppo lenta. Dal portone per arrivare alla prima telecamera ci vogliono 4 minuti. Supponendo che lei sia uscita alle 8:40, avrebbero dovuto essere le 8:44, ma la telecamera segna le 8:41. Di conseguenza diamo per certo che Liliana non poteva essere arrivata davanti alla prima telecamera se fosse stato corretto l'orario indicato, ossia 8:41, perché in realtà non avrebbe potuto raggiungere tale telecamera prima delle 8:44 e 26 secondi. Proviamo allora a formulare un'ipotesi B, ossia che l'orario delle telecamere è errato ed è effettivamente da posticipare di 5 minuti come specificato negli atti. Perciò Liliana passa davanti alla prima telecamera, che sono le 8:46 e 26 secondi, e questo potrebbe essere congruo tra l'orario di uscita di casa e l'arrivo alla prima telecamera. Sarebbe quindi uscita in questo caso di casa alle 8:42. Per giungere a Piazzale Gioberti, però, includendo nel tempo di percorrenza 1 minuto di sosta ai Secchioni, ci vogliono complessivamente 12 minuti. Pertanto, dando per corretta l'ipotesi B, ossia che Lilli passa davanti alla prima telecamera alle 8:46 e 26 secondi, uscendo di casa alle 8:42, avrebbe dovuto essere ripresa dal bus non prima delle 8:54 e 16. Invece l'orario del bus indica che sono le 8:50 e 16 secondi. A rafforzare questa ipotesi è il dato che alle 8:48 e 27 Lilli gira l'angolo di via San Cilino, che dista da Piazzale Gioberti non meno di 4 minuti a piedi. Il dato che vincola gli altri è proprio lo spostamento del cellulare alle 8:38 e della prima telecamera. È come l'allegoria della coperta troppo corta: se la tiri da una parte si scopre dall'altra. Se Lilli fosse uscita di casa alle 8:40 non sarebbe potuta arrivare alla prima telecamera prima delle 8:44, quindi impossibile che fossero le 8:41. Ma se fosse uscita di casa alle 8:42 non sarebbe mai potuta arrivare a Piazzale Gioberti alle 8:50. Come in tutti gli altri fatti di questo mistero, anche qui c'è qualcosa che non torna. Strada facendo, come cantava Baglioni, sono passata anche davanti alla frutteria. Per superarla sono 2 passi, non metaforicamente parlando, quindi un paio di secondi al massimo. Come abbia fatto la signora Iva a notare tutti quei particolari di Lilli in 2 secondi lo sa soltanto lei.
e soprattutto a ricordarsene dopo 6 giorni dal passaggio di Lilly. Un vero fenomeno. Nell'ottica comunque di accogliere favorevolmente ipotesi alternative alle mie che possano armonizzare questi dati disponibili e offrire una spiegazione coerente a tali incongruenze, è essenziale comunque considerare vari elementi, tra cui l'orario di spostamento del cellulare, l'orario di registrazione della prima telecamera, con e senza i 5 minuti aggiuntivi, il momento in cui la telecamera sull'autobus registra il passaggio di Liliana sulle strisce pedonali di Piazzale Gioberti e il tempo necessario per percorrere tutto il tragitto tra la casa e Piazzale Gioberti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.